Vogliamo riprendere la lettura della epistola di Paolo ai Filippesi. Avevamo iniziato il capitolo 3 e ci siamo interrotti la volta scorsa al versetto 11. Faccio un breve riepilogo per permettere così di ricordare un po' il contesto nel quale ci troviamo. L'Apostolo Paolo, che sta avvisando i credenti di Filippi di guardarsi da quelli che predicano un Vangelo diverso da quello apostolico, mentre fa notare le intenzioni di questi dottori, di queste persone che si erano presentate nella Chiesa, cercando di riproporre i riti ebraici a un popolo, quello dei Filippesi, che era greco, quindi non era legato all'osservanza della legge di Mosè. Ecco, Paolo dice: guardate che io so bene chi sono queste persone e so bene quello che vi sto dicendo di tenervi lontani. Loro provano a disprezzare il mio operato dicendo di non ascoltarmi perché non comprendo bene le cose. E allora Paolo fa una rapida rassegna delle sue, come dire, referenze che gli fanno dire che quello che lui dice lo dice con piena cognizione di causa, e quindi dice: io sono stato irreprensibile dal punto di vista ebraico della legge, proprio le cose che vogliono queste persone mettere su di voi come un peso, io le conosco perfettamente, non posso essere assolutamente ripreso su nessuno degli aspetti di cui loro si vantano. Potrei vantarmi più di loro di essere irreprensibile sotto ogni aspetto religioso. Eppure lui dice: guardate che io, che sono volendo, potrei mettermi davanti a loro, potrei essere loro insegnante. Io stesso ho considerato queste cose come tanta spazzatura, perché la cosa più importante dal giorno in cui ho incontrato Cristo è conoscere Cristo. E quindi incoraggi i Filippesi a dire: concentratevi sul Signore, quello che noi dobbiamo cercare è Cristo, la potenza della sua resurrezione, sono al verso 10, la comunione delle sue sofferenze, per arrivare poi alla resurrezione dei morti, cioè il momento in cui finalmente lo potremo conoscere appieno. Quindi questa è un po' l'esortazione che fa l'Apostolo, e da qui noi ripartiamo leggendo dal verso 12. Paolo sta dicendo: io voglio arrivare alla resurrezione dei morti, perché quella è la meta finale, anche se qui gusto la presenza del Signore, però mi rendo conto che anche se è infinitamente buono quello che il Signore mi fa gustare, non è quello per cui io sto camminando. La meta è il cielo, la meta è incontrare il Signore, conoscerlo pienamente. E allora lui qui specifica dal verso 12 qual è la sua condizione del tempo attuale, che accomuna ognuno di noi credenti che siamo ancora qui, che non siamo stati chiamati dal Signore. E dice così Paolo al verso 12 del capitolo 3 dei Filippesi: non che io abbia già ottenuto tutto questo, o che sia già arrivato alla perfezione, alla completezza. E già qui Paolo fa una grande dichiarazione dicendo: io potevo vantarmi, ho fondato chiese, sono un padre spirituale per voi, però non sono ancora arrivato alla perfezione. Nessun credente può mai affermare di essere arrivato alla perfezione. Alcuni hanno pensato nei decenni passati che quando il credente arrivava alla perfezione il Signore lo chiamava a sé. In realtà non è così. Noi diciamo che il giorno in cui il Signore ci chiama, anche se Paolo si sta riferendo al ritorno del Signore, poi lo vedremo, ma una chiamata diversa del Signore, ma che ugualmente ci riporta al Signore, è se il Signore ci chiamerà prima del suo ritorno. Però molti credenti in passato dicevano: quando hai raggiunto la perfezione della tua santificazione il Signore ti prende.
non è questo il senso. Il senso è che chiaramente il momento in cui il Signore ci chiama, noi da quel momento in avanti non potremo più migliorare la nostra santificazione, perché non saremo più su questa terra. Infatti noi veniamo salvati per grazia e non per opere, quindi non ci sarà mai un livello di santità, un livello di buone opere, un livello di buoni propositi che ci renderà degni di andare presso il Signore. Paolo l'ha specificato proprio nei versi prima: la nostra giustizia, quella che ci permetterà di risorgere con Cristo, è basata sulla fede, e quindi mediante la fede che abbiamo in Cristo, Lui è la nostra giustizia. Certo che siamo però sul cammino della santificazione. La santificazione è uno degli aspetti della salvezza. Infatti Paolo dice: io sono su questo cammino, è un cammino che mi porta verso la perfezione, cioè la completezza spirituale, la santificazione. Ma non l'ho ancora ottenuto. Mi rendo conto io stesso, dice Paolo, ed è buono che lo diciamo ognuno di noi per sé. Mi rendo conto che non ho ancora ottenuto tutto quello che il Signore ha promesso e non sono ancora arrivato alla perfezione, ma questo legame che mette un po' in contrasto il suo senso di imperfezione, ma proseguo il cammino. Ancora di più, il termine originale è forte, dice inseguo ciò che devo afferrare, proseguo il cammino, lo inseguo, mi lancio verso questo cammino, vado dritto per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Perché Cristo è venuto? È venuto per salvarci, è venuto per riacquistarci a Dio, è venuto per darci la vita eterna, è venuto per darci questa vita che sicuramente adesso è nel Signore, è una vita piena, una vita abbondante, ma raggiungerà il culmine quando incontreremo il Signore. Quindi Cristo è venuto per afferrarci a questo. Ma da parte nostra adesso noi dobbiamo continuare ad afferrare la salvezza, cioè dobbiamo perseverare, dobbiamo continuare a proseguire il cammino per afferrare, cioè per arrivare alla meta, per raggiungere quello per cui Cristo è venuto per farci ottenere. Ecco quindi il senso di afferrare ciò per cui sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato. Non sta dicendo che non è salvato, sta dicendo che è salvato, e tutti noi siamo salvati in questo momento, ma saremo salvati cioè raggiungeremo la piena salvezza, l'adempimento, il premio, la completezza dell'opera di Cristo quando, perseverando fino alla fine, cito Gesù: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi nel tempo nostro noi siamo salvati, ma saremo salvati se rimaniamo in questa condizione di fedeltà al Signore. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, cioè dice c'è ancora qualcosa che devo fare, non mi posso adagiare. Lui dirà in altre epistole: io combatto, lotto perché non accada che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. E dice: non ritengo di averlo già afferrato, verso 13, ma una cosa faccio, cioè la mia attenzione è concentrata soltanto su un aspetto, dimenticando le cose che stanno indietro, lanciandomi, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ora, questo brano dal versetto 12 al versetto 14 forse non riusciamo ad apprezzarlo perché non ci accostiamo ai testi originali, ma Paolo sta prendendo come figura quella del corridore. Più volte Paolo dirà che la vita cristiana è come una gara, come una corsa. Noi dobbiamo raggiungere una meta, noi dobbiamo perseverare, dobbiamo vincere contro degli avversari che non sono sicuramente i nostri fratelli, ma sono la carne, il sistema di questo mondo, quindi tutto ciò che vuole farci scadere dal premio.
E anche qui in questi versi, il verso 12, 13, 14, Paolo sta prendendo la metafora del corridore, dice io mi lancio, è uno slancio il mio in avanti, sono così proteso ad avvicinarmi a ciò che sta davanti, che necessariamente, come fa un corridore, non ho tempo di fermarmi a guardare le cose indietro. Non so se vi è mai capitato di guardare qualche maratona. In certi punti della gara ci sono dei tavoli con delle bottiglie d'acqua e i corridori possono andare a prenderle senza fermarsi e bere. Ma se avete notato, quando ci sono questi punti, il corridore deve necessariamente rallentare, allungare una mano, sporgersi di lato, quindi guardare un po' indietro cosa sta accadendo e il suo ritmo inevitabilmente, anche se lui cerca di non modificarlo, rallenta. E Paolo sta dicendo questo per me spiritualmente è il momento non di distrarmi con altre cose e neanche di guardare quello che è successo dietro, perché ciò che è davanti è ancora più importante, così importante che io mi devo lanciare, devo essere teso come una freccia tesa con la corda dell'arco, devo protendermi in avanti, mi lancio, mi getto verso le cose che stanno davanti. E dice, per farlo devo dimenticare le cose che stanno dietro. E qui l'Apostolo sta in qualche modo, alcuni pensano che si sta riferendo a quella che sarà sempre nella sua vita terrena, la sua, come dire, il suo senso di colpa. Lui non perché non si sentisse perdonato dal Signore, ma lui sempre dirà nella sua testimonianza che il fatto di aver perseguitato la Chiesa rimane un capitolo della sua vita che lo fa rimanere l'ultimo degli apostoli, l'aborto. Lui stesso si definisce così, perché lui si sta rendendo conto di quanto male aveva fatto e chissà, ora noi non abbiamo il dettaglio, ma chissà che cosa aveva nella mente Paolo, che lui che era stato partecipe delle persecuzioni, lui era quello che aveva approvato la lapidazione di Stefano, devastava la Chiesa, aveva portato in prigione i credenti, quindi lui per tutta la vita continuerà a dire al Signore, Signore grazie che hai avuto pietà di me, perché io ho fatto qualcosa di imperdonabile e tu mi hai perdonato. Alcuni commentatori pensano che quando Paolo dice qui dimenticando le cose che stanno indietro, lui rivela l'opera efficace della grazia nella sua vita. Lui dice io mi ricordo sempre quello che ho fatto, io mi ricordo il danno che ho fatto, il male che ho fatto a quelli che adesso posso chiamare fratelli. Ma una cosa faccio, non mi faccio affossare da questo senso di colpa, lascio indietro tutti i misfatti, tutte le cose che il Signore ha cancellato dalla mia vita, non le voglio più riportare nel mio cuore, le lascio indietro. Alcuni invece, altri commentatori dicono, il riferimento è anche alle cose buone che uno fa, le cose che hanno portato edificazione. Paolo ne aveva da dire, ha fondato le chiese, ha sofferto con perseveranza presso il Signore, eppure anche qui Paolo parla di grazie, non parla di meriti, dice, se vogliamo intendere le cose positive, dice, anche le cose buone che ho fatto, non le devo continuare a snocciolare davanti agli altri, dicendo ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quello. Del resto questo è proprio il brano in cui lui dice io ero questo, ero quello, ma è tanta spazzatura, fratelli, non considerato. Quindi lui dice le cose che stanno indietro, anche le cose buone, le lascio indietro, non me le porto come oggetto di vanto, non le voglio più ricordare né a me stesso né agli altri perché il mio nome sia cancellato. Lascio tutto indietro perché la mia tensione è andare in avanti. Vogliamo essere così anche noi, come l'Apostolo Paolo. Imparare a parlare meno di noi stessi, meno di quello che abbiamo fatto, perché se vogliamo prendere i termini dell'Apostolo Paolo, non siamo ancora arrivati alla meta, fratelli. Di che cosa ci dobbiamo vantare? Gesù disse
a quelli che un giorno, anticipando quindi il momento dell'incontro col Signore, a quelli che sarebbero andati a Lui dicendo abbiamo scacciato i demoni, abbiamo predicato, abbiamo fatto opere potenti nel Tuo nome, il Signore dirà io non vi conosco. Quindi anche se iniziamo a vantarci delle cose che abbiamo fatto indietro, a che cosa serve? Non abbiamo ancora raggiunto la meta. Non abbiamo ancora fatto nulla. Possiamo fare 1000 cose su questa terra, ma se scadiamo dalla grazia, se non raggiungiamo il Signore, che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto nulla. Abbiamo semplicemente illuso noi stessi. E allora Paolo sta dicendo proprio questo: io potrei aver anche fondato tutte le chiese del mondo. Potrei essere stato io anche l'oggetto per la salvezza di tutti i credenti del mondo. Ma io non ho ancora fatto nulla, non sono ancora arrivato da nessuna parte, perché l'unica meta mia è quella del Signore, devo arrivare a Lui. E quindi faccio questo, mi dimentico le cose che stanno indietro e mi lancio verso quelle che sono avanti. Fratelli, facciamo così anche noi. Ogni momento che il Signore ci dà grazia di vivere e di meditare sulla sua presenza, sia un momento in cui noi consideriamo che qualunque cosa nella nostra vita è avvenuta, negativa o positiva, se è negativa non lasciamoci appesantire, Cristo perdona, e se è positiva non attacchiamoci a quelle cose, perché non siamo arrivati ancora da nessuna parte, siamo in un cammino, la meta è ancora davanti a noi, noi ci dobbiamo protendere per quella meta. Verso 14. Protendendomi in avanti, corro verso la meta, per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Guardate che bello, letteralmente dice così: corro verso la meta, quindi verso il traguardo, quindi è proprio una figura di una gara, è come se fosse lo sprint finale di un corridore. Corro verso la meta per ottenere il premio, letteralmente, che è la chiamata dell'alto. La chiamata di Dio che arriva dall'alto. Il premio è che Dio a un certo punto ci chiama. È quello il premio. La celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il premio è questo. Il premio è che un giorno, se abbiamo perseverato fino alla fine, Dio dirà, con un suono di tromba, col grido d'arcangelo, dirà: adesso vieni, figlio mio. C'è un cantico che ho ascoltato in inglese che immagina un po' il momento del ritorno del Signore, e lo immagina poeticamente il cantante dicendo verso il grido di mezzanotte, quando è tutto pronto per il momento in cui il Signore richiamerà a sé la sua Chiesa, il padre dirà al figlio: figlio, adesso vai a prendermi i miei figli. E allora Gesù ritornerà sulle nuvole e noi lo incontreremo. Quindi Paolo sta dicendo: il mio premio è quello. Il mio premio non è di essere onorato da voi, di essere stimato. Il mio premio è che un giorno, se il Signore un giorno dal cielo chiamerà il mio nome, che vuol dire che mi chiamerà a raccolta per incontrarlo, cioè sarò rapito con la Chiesa, allora io avrò raggiunto la meta. È quello il premio. Fratelli, e questo è il nostro premio. Perché cosa stiamo vivendo? Il Signore ci aiuti. Questa è la considerazione che fa Paolo. E proprio come ho fatto adesso io questa considerazione, spinto spontaneamente dal pensiero che il ritorno di Gesù, incontrare Gesù è la nostra meta, nello stesso modo, versetto 15, Paolo si ferma e fa la stessa considerazione. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, oppure sia questo il sentire, sia questa l'attitudine, sia questo il modo di pensare di quanti siamo maturi. E qui Paolo ci dà un aiuto. Ogni tanto qualcuno dice di se stesso: sono un credente maturo. Non lo dobbiamo dire noi. Abbiamo gli elementi nella parola di Dio per stabilire se siamo credenti maturi oppure no. E Paolo dice: guardate che chi è maturo vive per il cielo. Chi è maturo non si lascia scoraggiare dalle cose di questa vita.
Chi è maturo non si fa fermare nel cammino da quello che avviene, dalle ostilità. E dice Paolo, quindi questo deve essere il sentimento, quello di protendersi in avanti, di non lasciarsi mettere zavorre sulle spalle, di non guardare indietro, di non arrivare a un livello di scoraggiamento tale per cui si lascia tutto, ci sono momenti di eclissi totale spirituale. No, chi è maturo ha questo sentimento che continua a correre in avanti, sa che è sempre una battaglia, sa che ci saranno sempre difficoltà, sa che non tutto sarà chiaro, l'abbiamo letto più volte in questa epistola, però va avanti, però non si scoraggia, però continua a avere la gioia nel cuore, perché sa che il premio non è cambiato, la meta è sempre lì davanti e quindi continua ad andare avanti. Fratelli, vogliamo sapere se siamo davvero maturi? Non sarà quanti versi biblici citiamo, non sarà quanto ci rendiamo disponibili per tante cose di questa terra. Se siamo maturi, l'animo nostro è rivolto verso il cielo. L'animo nostro non si fa scoraggiare assolutamente da nulla. E se in qualche cosa, dice Paolo, sempre al verso 15, voi pensate diversamente, cioè se voi sentite diversamente, state vivendo un momento della vostra vita in cui siete spinti a fermarvi, a guardare indietro, siete scoraggiati da tutto, volete lasciare il Signore, non avete più voglia di cercare il Signore. Beh, questo non è segno sicuramente di maturità. E Paolo qui non lo giustifica, dice: Dio vi rivelerà anche quella. E il quella è quella verità che ha appena detto lui, il sentimento di quelli che sono maturi, cioè che si corre in avanti per ottenere la meta. E quindi Paolo non sta giustificando quelli che si stanno fermando, dice, sai, ci sono tanti impegni, un momento di scoraggiamento, non è facile, sai, c'è questo, c'è quello, ho perso il lavoro, sono malato, i fratelli mi hanno deluso. No, Paolo sta dicendo, guardate che chi pensa così, cioè pensa diversamente da quelli che sono maturi, Dio vi rivelerà anche questo. Dio non vi dirà mai, vabbè, tu non sei arrivato a questo livello e quindi ti capisco e ti concedo che ti puoi fermare nel cammino, che puoi indietreggiare, che puoi andare a destra e a sinistra. No, Paolo dice, guardate che se voi pensate diversamente, visto che il cammino nostro deve andare verso la maturità spirituale, Dio vi rivelerà questa cosa, Dio vi farà capire che l'unico modo per andare, per essere approvati dal Signore è protendersi in avanti, senza scoraggiarsi. E quindi Paolo dice, non vi preoccupate, Dio vi rivelerà anche questo. Soltanto fate una cosa, perché qui la questione non è chi è più avanti e chi è più indietro, e se vi ricordate questo era l'oggetto del sermone di domenica scorsa. Soltanto fate questo. Dal punto in cui siamo arrivati, qualunque sia il punto, non mi interessa se siete più indietro o se siete più avanti, continuiamo a camminare per la stessa via. Continuiamo a camminare e il Signore cambierà anche il nostro modo di sentire, di vedere l'opera sua e ci convincerà che l'unico modo è protendersi in avanti. Questo è l'esempio di Paolo nella corsa cristiana. Continuiamo ad andare avanti nella stessa via. Letteralmente Paolo dice camminiamo in linea, che potrebbe intendersi in due modi. Se lo intendiamo in un modo comunitario, camminiamo uno dietro l'altro. E potrebbe starci, perché nel verso 17 lui dirà siate miei imitatori. E quindi sta dicendo camminate dietro me, io cammino dietro a Cristo, e quindi camminiamo in linea, quindi seguiamo uno l'altro nei buoni esempi, e allora saremo sicuri e accertati del cammino. Oppure potrebbe intendersi camminare in linea, non sviatevi né a destra né a sinistra, continuate a proseguire il cammino. In entrambe le interpretazioni di questo camminare per la stessa via, camminare in linea, noi abbiamo del buono da prendere. Vogliamo camminare
nella stessa via, senza deviare, senza fare deviazioni strane. Di tanto in tanto qualcuno cambia il modo di vivere la fede, il modo di concepire le cose del Signore. Noi camminiamo per la stessa via. E essendo una comunità, essendo il popolo di Dio, camminiamo uno dietro l'altro in linea, seguendo quelli che hanno imitato Cristo, per avere sempre ben chiara davanti la meta e il punto di riferimento che è Cristo Gesù. Paolo dice: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano, verso 17, secondo l'esempio che avete in noi. La parola esempio è tipo. Quanti hanno studiato le scritture andranno subito con la mente alla tipologia, no? I tipi, gli esempi. Quindi Paolo sta dicendo: guardate quelli che sono un tipo, sono un esempio per voi, che hanno camminato guardando il nostro esempio, come noi abbiamo guardato l'esempio di Cristo, e quindi aiutiamoci in questo. Vogliamo essere imitatori di quelli che amano veramente il Signore, non di quelli che contestano, non di quelli che si sviano, non di quelli che lasciano alla prima difficoltà. Continuiamo ad andare avanti seguendo dei buoni esempi. La parola di Dio ci presenta molti esempi, e grazie a Dio abbiamo anche molti esempi tra i nostri fratelli che ci possono incoraggiare, tutti quelli che ci incoraggiano a essere uniti, a essere fedeli, ad amare il Signore, ad amare le scritture, a cercare di più la santificazione. Quelli sono esempi che ci aiutano ad andare avanti, e noi li vogliamo seguire, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. E lui dice: imitate noi che vi abbiamo predicato la grazia, perché alcuni camminano da nemici della croce di Cristo. Ora, che cosa aveva portato la croce di Cristo? Cristo, attraverso l'opera della croce, aveva inaugurato l'era della grazia, e quindi tutti quelli che predicavano un Vangelo, lo chiamo così tra virgolette però, che non contemplava la grazia, ma contemplava i riti, i pesi, le opere meritorie, le cose umane. Ecco, tutte queste cose andavano a scontrarsi con quello che Cristo aveva fatto per mezzo della croce. Noi sappiamo che Cristo, e lo dice Paolo stesso, l'abbiamo letto prima in Filippesi capitolo 2, Cristo sulla croce ha fatto tutto per noi. Noi siamo salvati per la grazia che abbiamo in Cristo Gesù, è Lui che ha pagato il prezzo, è Lui che ha saldato il debito. E quindi tutti quelli che predicano che bisogna riaccollarsi alcuni riti, sta dicendo Paolo, sono nemici della croce, perché predicano nella direzione opposta a quello che Gesù ha fatto. La loro fine è la perdizione. Guardate che loro lo fanno perché vogliono un seguito, vogliono che si dica che stanno camminando bene, che hanno la visione del Signore, e quindi sono attaccati alle cose di questa terra, hanno l'animo alle cose di questa terra. Ma quanto a noi, e mi avvio alla conclusione, quanto a noi, la nostra cittadinanza, la nostra patria, sta dicendo Paolo, è nei cieli. E quando Paolo dice la nostra cittadinanza ai Filippesi, questa parola è forte per i Filippesi, perché loro abitavano in una città che era estremamente orgogliosa di essere gli abitanti cittadini romani. E quindi quando Paolo sta dicendo ai cristiani di Filippi, in una città dove tutti sono orgogliosi di essere cittadini romani, io vi dico che la nostra cittadinanza è di un'altra città, e la cittadinanza nostra è nei cieli. Ecco, noi aspettiamo da lì il Signore Gesù Cristo, il Salvatore Gesù Cristo il Signore. E la parola da dove noi aspettiamo il Signore letteralmente è aspettiamo ansiosamente. Stiamo aspettando il ritorno di Cristo? Stiamo aspettando che il Signore venga a prenderci? Verso 21, e concludo così. Cristo Gesù il Signore, che trasformerà, letteralmente trasfigurerà
E questo ci riporta al momento della trasfigurazione che Pietro, Giovanni e Giacomo videro del Signore. Trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E qui Paolo di nuovo riprende il brano di Filippesi capitolo 2, in particolare il verso 10, dove lui dice che ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Sta dicendo di nuovo Cristo ha il potere di sottomettere a sé ogni cosa, e se ha questo potere lui sicuramente trasformerà il nostro corpo e noi lo vedremo e sarà conforme al corpo della sua gloria, lui che è il primogenito dei risorti dai morti e che quindi ha condiviso con noi anche questa natura e questo aspetto della sua esperienza, quindi il corpo glorificato. Paolo sta dicendo questo e così conclude, dice chi ha l'animo alle cose della terra non comprende che Cristo sta per tornare e presto verrà e trasformerà il nostro corpo, per cui possiamo anche soffrire in questa terra, possiamo anche lottare in questa terra, ma il Signore sta tornando e trasformerà il nostro corpo e noi lo incontreremo e il nostro premio sarà sentire il Padre chiamare il nostro nome a raccolta, perché saremo anche noi nel numero di quelli che sono salvati. Fratelli, viviamo per questo premio, non ci scoraggiamo, non ci fermiamo nel cammino, non torniamo indietro. Gesù sta tornando e noi vogliamo ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il Signore ci benedica.